Il Fratta fa fatica a defluire, quindi l'acqua da parte del consorzio di bonifica viene pompata, ci sono delle idrovere con dei meccanismi che ovviamente vanno a regolare l'acqua, però secondo i protocolli previsti appunto tra Consorzio e Genio devono lavorare al 50% in una situazione in cui il Fratta purtroppo è a livelli ancora alti. La situazione rimane critica a Megliadino San Vitale, nella Bassa Padovana, dove l'acqua ancora non è defluita. Il canale Fratta non riceve le idrovore, dunque sono a metà servizio. La zona delle Valli Mocenighe resta allagata e i vigili del fuoco con la protezione civile in questi giorni stanno continuando a mettere in salvo i tori di un allevamento che è stato allagato. L'allevamento di tori è stata prevista lo spostamento delle bestie da venerdì pomeriggio e quindi in questi giorni si sono avvicendati dei camion che hanno trasportato. Questa mattina dovevano essere presenti rispetto a un totale di circa 3.000 tori, 2.800, stamattina eravamo rimasti attorno ai 200 capi. È chiaro, si tratta di una situazione da circa 4-5 giorni, le bestie non riescono a mangiare e quindi hanno difficoltà anche a potersi sdraiare, quindi a dormire, e ovviamente coloro i quali non reggono più fanno fatica perché vanno sull'acqua. La provincia di Padova guarda con apprensione alle prossime ore ai temporali previsti che andrebbero a colpire una zona ancora sofferente e carica d'acqua. Sul fronte alta padovana, dopo il ripristino dell'argine sinistro del Musone, il Genio Civile sta continuando a monitorare la situazione, che è migliorata, mentre la protezione civile provinciale sta preparando nuove scorte di sacchi di sabbia. Come protezione civile abbiamo organizzato un ripristino delle scorte di sacchi da parte dei volontari che hanno lavorato sabato e anche domenica e ancora oggi stanno lavorando per ricreare quelle scorte che abbiamo utilizzato in questi 3-4 giorni di emergenza.